Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo del calzino rovesciato, proprio per riprendere un signore che mi segue e mi ha dato uno spunto per questa pillola. Ma prima di tutto chiedo di iscrivervi al canale YouTube di Legare, al canale YouTube di Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi Facebook e anche in Telegram, dove alle lunedì sera alle 20:30 il Legare Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito e quindi siete tutti invitati. In più vi ricordo che alle 21, sempre nel canale Telegram, in questo periodo il Legare costruisce un muro esoterico eterico o invalicabile per difendere l'Italia con un gruppo di maghi in erba. Quindi siete tutti invitati per chi vuole partecipare. Bene, iniziamo un po' a parlare di questo calzino rovesciato, perché succede spesso, diciamo che succede soprattutto nei gruppi militari. I gruppi militari di solito cosa fanno? Quando nel proprio gruppo muore qualcuno, o paramilitari, quando nel proprio gruppo muore qualcuno, fanno di solito delle sedute medianiche e chiedono a quello che va dall'altra parte se sono seduti sulla sedia giusta. Chiaramente perché noi pensiamo che esiste la pace, esiste la guerra. Nella realtà esiste la preparazione alla guerra e la guerra. In questo mondo, per il fatto che esiste la luna, e la luna, ve l'ho già spiegato in altre pillole, ha bisogno di cibo, e cibo siamo noi, cioè la nostra sofferenza, ci sarà sempre a livello karmico una guerra, sempre. Possiamo metterci il cuore in pace, ma è così. Allora, questi gruppi militari cosa fanno di solito? Servizi segreti, paramilitari, insomma tutto quello che viene. Di solito quando muore uno del gruppo fanno una seduta medianica, chiaramente chi ha le capacità e le competenze di capire queste cose qua, quindi io sto parlando già di militari di alto rango, gente in prima linea che di alto rango, fanno queste sedute medianiche e di solito l'altra parte, quello che è dall'altra parte dice: guardate che quello che voi state facendo di là è esattamente l'opposto della realtà, nel senso che la cosa è nettamente peggiore. Io sto parlando per gruppi militari occidentali, chiaramente, quelli dall'altra parte dell'est non mi interessa. Perché? Perché quando uno poi è di là si rende conto esattamente come sono le dinamiche di qua, e giustamente come dice questo signore che mi segue, dall'altra parte quando si guarda la vita è un calzino rovesciato. Molte cose che noi pensiamo che siano dritte di qua nella realtà sono storte e viceversa. Però alcune volte bisogna anche rendersi conto che dall'altra parte del muro, cioè quelli dell'est, no, certe cose picchiano giù duro, nel senso che sono un po' terribilini, no? E quindi di conseguenza di qua gli occidentali devono usare una strategia, è vero, morbida, no? Però insomma piuttosto robusta e corpulenta, perché se no diventiamo, come si suol dire, degli zombie. Qualche anno fa c'era un divulgatore importante siciliano che appunto diceva: molte persone quando lasceranno questo piano vibrazionale andranno a essere schiavi e nel basso astrale di maghi neri. E così è vero. Quindi quando noi pensiamo ai nostri militari, ai nostri governanti, a tutto quello staff che cerca di portare avanti questa tipologia di società, pensiamo sempre che siano le persone che magari siano un po' devolucce e di qua di là. Sicuramente in mezzo a loro ci saranno dei personaggi di basso calibro, ma la maggior parte di loro dietro le quinte sta facendo un grandissimo lavoro. Adesso ultimamente vedo stannazzare su internet e sul web gente che è preoccupata per il G5 e ha tutte le ragioni in questo mondo, però ricordiamoci che le anime antiche non verranno toccate, le anime giovani e anche molte anime rincarnate che vengono dai Sarmadi o dall'est si rincarneranno e proveranno anche loro cosa vuol dire il G5, perché voglio dire, purtroppo
queste apparecchiature che vengono costruite, è vero, faranno molti danni, ma chi è un'anima antica o chi è preposto a continuare il suo cammino spirituale sicuramente non verrà toccato. Questi prodotti sono costruiti tramite, è vero, le mani occidentali, ma sotto la guida dei Saramadi che stanno negli Urali, dalle parti di Mosca, e quindi chiaramente di riflesso usano le strutture occidentali per costruire queste cose qua. E di riflesso però non hanno calcolato bene che chi andrà nella buca non saranno le anime antiche, ma saranno cioè quelli di loro che si rincarnano da questa parte. Quindi non tutto il male, per fortuna, viene per nuocere. Bene, cari amici, come ha detto questo signore che mi segue, no, ha riportato appunto una frase di un suo amico, ed è vero, la vita di qua è come un calzino rovesciato, quindi non tutto il male viene per nuocere. Grazie cari amici di aver seguito anche oggi il vostro Marietto Veneziano, e ci sentiamo alla prossima pillola. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.